Un saluto a tutti voi, torna anche quest'anno l'appuntamento con In Giro, incontri a ruota libera, da qui fino al giorno precedente la tappa, giovedì 26 maggio, la tappa poi di venerdì 27 da Marano a Castelmonte. Passeremo insieme una decina di minuti per potervi raccontare persone, luoghi, storie legati proprio alla tappa di quest'anno, la tappa numero 19 del Giro d'Italia che è partito venerdì scorso. Un Giro d'Italia che per quanto riguarda la nostra regione è stato già presentato in alcuni suoi contenuti in una serata a Cividale al Teatro Ristori. In quell'occasione Enzo Cainero ha presentato appunto il percorso con particolare riferimento anche alle salite che si presenteranno. Sentiamolo. Come comincia questa tappa? Con due contatti fondamentali. Il sindaco Mar Mathieu di Cobarid e padre Gian Antonio di Castelmonte. Oltre un anno e mezzo fa vado dal sindaco di Cobarid e gli chiedo una cosa sola, te lo ricordi, no? Devi mettermi a posto la strada che da Cobarid porta fino al Kolovrat. Per quando? Entro il 30 di novembre del 2021. La strada è finita, è una strada meravigliosa, bellissima, e sarà una salita molto importante. Ringrazio te, il direttore del consorzio che è stato fondamentale in tutto questo rapporto, e vi basti solo un segnale. Hanno voluto la partenza del Giro da Caporetto. Questo vi fa onore e sono contento che avrete solo un problema. Stare attenti alla gente che sarà sulla salita, perché ce ne sarà tanta. Padre Gian Antonio, cosa devo dirle? Noi ci salutiamo con pace e bene, così io sono tranquillo adesso. Soprattutto perché il primo contatto lui mi disse: il Giro sia benvenuto, perché io sono un ciclista mancato. È vero, padre? Mi chiese una cosa sola: non mi faccia salire il Giro a Castelmonte la domenica. E io l'ho esaudito. Quindi così è nata questa tappa che parte da Marano Lagunare, e saluto il sindaco, perché quando sono andato a Milano a dire Marano Lagunare che cos'è, dov'è, ecco, è così che si inserisce, caro Presidente, caro Vicepresidente della Regione, il concetto di promozione turistica. Sono venuti a vederla perché si muovono in incognito, sono rimasti entusiasti. Dopo tanti discorsi siamo passati anche per Carlino, saliamo, Muzzana, Castions, Mortelliano, Lestizza, Fagagna, poi saliamo verso Buia, Maiano, perché qualcuno Buia, dove ci sarà il traguardo volante, andiamo verso Tarcento passando per Artegna, Magnano in Riviera e arriviamo a Tarcento. E qui inizia la Valle del Torre, bellissima. Arriviamo verso Resia, che ha una parte Uccea, e scendiamo nel territorio della Slovenia. Bellissimo. L'ho fatta tanti anni fa in bicicletta, adesso ormai è un bel ricordo. Passiamo per Bovec, Caporetto, poi saliamo verso il Kolovrat. Dopo Kolovrat rientriamo in Italia su Passo Solarie. Arriviamo giù fino a Cividale, passiamo il comune di Drenchia, il comune di Grimacco, il comune di Stregna, il comune di San Leonardo, il comune di San Pietro e arriviamo a Cividale. Ponte del Diavolo e si sale per una salita che apparentemente, ecco, sembra facile, ma è una salita che ha dei punti difficili ed è molto veloce nello stesso tempo.
Al Giro d'Italia ci sono anche dei friulani. Alessandro De Marchi e Cimolai sono i corridori sui quali si affida il tifo della nostra regione, guardando anche ai DS Gasparotto e Pellizzotti, il delfino di Bibbione di origini carniche, ma ci sarà anche un friulano d'adozione come Elia Viviani con Alessandro De Marchi era ospite alla serata di Cividale. Allora sentiamo la loro attesa per il giro che li sta vedendo protagonisti in questi giorni. Dopo quella maglia rosa dello scorso anno, dopo quel sogno, dopo quella caduta, che significato ha il giro quest'anno per te? Ma come ho detto, l'anno scorso è sicuramente stato un giro indimenticabile, ma non perfetto. Avrei davvero voluto arrivare fino in Friuli e quella tappa dello Zoncolan che mi aspettava era la ciliegina sulla torta forse al giro, quindi non è successo perché sappiamo bene com'è andata, ma il buon Enzo mi ha offerto un'altra possibilità e quest'anno farò di tutto per coglierla, che poi sia per provare a fare un risultato o semplicemente per godermi davvero ogni centimetro di quella tappa. Cambierà poco, insomma, l'importante sarà esserci. Compreso il traguardo volante, che guarda caso è a buia. Sì, questa è un'altra chicca di Enzo, e oltre al passaggio ci sarà anche questo traguardo, però ripeto, per me solo solcare queste strade sarà già una vittoria, insomma. Com'è questa tappa, come poi tecnicamente parlando, proprio che tappa ha disegnato stavolta? Tecnicamente parlando, la prima cosa da considerare è che siamo alla terza settimana, 19ª tappa, quindi in una tappa del genere può succedere di tutto e probabilmente succederà, perché a fine giro c'è chi avrà le gambe e chi non ce le avrà, e quindi la tappa offre un sacco di possibilità per chi vuole provare a vincere il Giro d'Italia, quindi sicuramente sarà entusiasmante da seguire, da vedere. Una tappa che ho provato, ho fatto una bella distanza durante le vacanze di Pasqua, visto che eravamo qui in famiglia, e sono state 5 belle ore di bici dove ho visto il percorso, e sarà un percorso a 2 giorni dall'arrivo finale del Giro d'Italia che farà la differenza. Castelmonte è una salita veloce, ma che comunque al termine di una tappa dura può fare comunque dei danni, ma la salita in Slovenia sicuramente sarà il punto dove, se qualcuno della classifica generale ha ancora una giornata che non è al top, probabilmente può pagare in una salita veramente veramente dura. Quindi secondo me il fatto che sia proprio la 19ª tappa sarà una delle decisive di questo giro. Dopo un anno straordinario come il 2021, quest'anno che anno sarà per te? Cosa ti aspetti? È stato un anno partito subito bene, dopo, come hai detto, un 2021 fantastico, reso speciale dal ruolo di portabandiera, dalla medaglia di bronzo, che comunque è stata quasi più sentita di quella d'oro di Rio, perché arrivava da un momento comunque difficile, una voglia di dimostrare di essere ancora ad altissimi livelli. Un 2022 scusa, partito benissimo con la nuova squadra, un ritorno in famiglia al Team Ineos che prima era Team Sky, una vittoria subito, un po' di difficoltà alle classiche con influenza come tantissimi altri atleti di questo periodo, però la condizione ora è al top e quindi cerchiamo di raccogliere il più possibile. Ci sarà poi un campionato italiano forse adatto alle caratteristiche, ci sarà un campionato europeo, quindi vestire una maglia che poi ti caratterizza è un qualcosa che vorrei ripetere, ecco. Quindi gli obiettivi sono tanti e continuiamo a lavorare in questa direzione. E al giro comunque, insomma, diceva prima Tony Simeoli, forse prima della 19ª tappa tu potrai eventualmente tentare di una delle tue zampate, però ormai friulano d'adozione sentirai il calore, insomma, di questa terra anche su di te. Assolutamente sì, è stato già bello negli anni scorsi fare la tappa del Zoncolan, fare la tappa di San Daniele, quindi è un qualcosa che già sento. In questa tappa, nella 19ª, si passerà anche per San Marco, quindi dalle prime volte che venivo in Friuli per vedermi con Elena sono bellissimi ricordi, e il paese è già in festa che aspetta il giro, come tutti i comuni della tappa che passeremo, quindi ci saranno occasioni prima, il giorno prima ci sarà una tappa a Treviso che sarà sentita per me, e poi la squadra nostra sarà fortissima e vorrà provare a vincere il giro con Carapaz, quindi come sempre saremo pronti a supportarlo in tutti i modi per arrivare a Verona, poi nella mia città, con la maglia rosa.
In questo primo appuntamento abbiamo fatto riscaldamento, siamo pronti dunque per andare in giro con voi, per portarvi in giro sulle strade del Giro d'Italia e ci rivedremo domani per scoprire una storia in particolare legata a quella che sarà la 19ª tappa della Corsa Rosa il 27 maggio da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte. Grazie per essere stati con noi.